L'avvenimento per noi più importante è quello della conclusione del Sinodo. La parola conclusione non deve trarre in inganno, perché conclusione non vuol dire fine, e il nostro Vescovo lo mette in evidenza in maniera molto evidente, molto forte, molte volte, perché lui dice: abbiamo concluso il Sinodo, bene, allora dalle parole bisogna passare ai fatti, bisogna cioè che quello che si è detto, quello che si è riflettuto, quello che si è cercato di capire, adesso diventi motivo, materia di quella che è l'azione pastorale. In particolare sono stati indicati 3 settori di intervento, se così possiamo chiamarli. Direi con una visione abbastanza immediata, con una messa a fuoco perfetta, si sono evidenziati 3 aspetti della società, che evidentemente sono quelli che preoccupano di più, sono quelli che sono maggiormente avvertiti come punti, come dire, problematici, nodali, e sono la famiglia, e tutti noi possiamo ben capire per quale motivo i sinodali hanno scelto la famiglia, sono i giovani che tante volte, diciamo, finita la cresima, si allontanano dalla realtà parrocchiale, vivono situazioni anche a volte abbastanza di sbando. Poi i poveri, perché indubbiamente oltre a quello che è un tema cristiano di fondo, di sempre, dell'attenzione, della carità al povero, sappiamo bene che la società moderna ha portato anche nuove povertà, nuove situazioni di crisi, nuove situazioni di difficoltà. Un'ultima cosa, all'interno di tutto questo mondo, di queste attività, si inserisce anche l'attività della settimana. Come in una diocesi come quella di Rovigo? Il settimanale diocesano, il nostro settimanale diocesano, è uno dei più antichi d'Italia, perché noi abbiamo 111 anni di vita. È un settimanale quindi che ha una lunga tradizione e sicuramente abbiamo cercato con i collaboratori di seguire il Sinodo molto da vicino. In stretto rapporto con il nostro Vescovo, che indubbiamente ha collaborato, se così si può dire, al settimanale, perché indubbiamente c'era una dinamica di incontro, di confronto su come si poteva meglio fare. Cosa è stato privilegiato? Diciamo che si è privilegiato l'aspetto esperienziale, cioè il Sinodo non è stato riportato sul settimanale diocesano da un punto di vista semplicemente cronachistico di quelle che sono state le iniziative, ma si è cercato soprattutto di andare a cercare nel dialogo con i giovani, con le donne, con le persone, con chi partecipava, andare a cogliere le sensazioni o le esperienze nella vita di tutti i giorni.